Nella prima giornata di ritorno la GV vuole mantenere la testa della classifica contro un Mignano che si affaccia alla zona playoff ma che deve radicalmente cambiare il proprio cammino. Sono addirittura 4 le sconfitte consecutive lontano da casa. All'andata terminò 2-2. La capolista però non vuole concedere gli onori di casa e allora Da Novaro dopo soli 6 minuti prova a mettere in discesa la pratica con questa sforbiciata che non ha le parole giuste coordinate per impensierire Oliva. 2 minuti dopo invece Lutero a sprecare così, mirando l'angolo lontano alla destra dell'estremo ospite, ma il Mignanego replica subito con Gatti che si costruisce questa conclusione che Lucchetti disinnesca in 2 tempi. Gli ospiti si rendono ancora pericolosi intorno alla mezz'ora con questo tiro cross di Gattulli che costringe Lucchetti alla respinta a pugni chiusi. La squadra di Repetti si organizza e Roversi aziona la specialità di Bisacchi al minuto 35, il colpo di testa che però muore a ridosso del montante. 12 minuti nella ripresa filmata e montata da Simone Mangi e la GV passa con il tacco di Da Novaro per il neoentrato Saracco. Splendido il fraseggio tra l'ex Borzoli e Lutero che apre il compasso verso l'angolo lontano, portando così in vantaggio la squadra di Repetti. 5 minuti dopo, sugli sviluppi di corner, Bigotta chiama Lucchetti a smanacciare. Dopo questa occasione il nulla più totale, null'altro infatti da segnalare in cronaca, con la GV che amministra il vantaggio senza troppi patemi. Con il quarto successo consecutivo la capolista GV riesce a mantenere a debita distanza le dirette inseguitrici, mentre per il Mignanego è arrivata la quinta sconfitta esterna consecutiva.